Con i nuovi viaggi di itinerari turistici vi porteremo in una terra d'acque per stupirvi non solo con panorami straordinari, ma anche con la grande storia. La natura può allestire spettacoli straordinari e il palcoscenico è immenso. Siamo arrivati alla seconda puntata dedicata alla terra del Campo Sampierese e andiamo a risalutare la nostra Maria Claudia Crivellaro. Ciao Maria Claudia. Buongiorno Ida, ben arrivata nell'ufficio turistico della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Piacere di vederti. In questa nuova avventura parleremo di vie e di corsi d'acqua del Campo Sampierese, che sono tanti, sono veramente tanti, ma hanno una loro storia, anzi diremo di più, hanno fatto la storia. Certo, sì, di questo territorio che è un incrocio di terre e di acque, ma ce lo racconterà una professoressa, la nostra storica, la professoressa Martellozzo Forin. Ed eccomi con la professoressa Elda Forin, ci troviamo a Campo Sampiero. Professoressa, proprio qui si incrociano tre corsi d'acqua. Sì, Campo Sampiero è terra d'acque. L'acqua è stata la sua ricchezza e il suo pericolo per molto tempo. Questo è il fiume principale, è il Muson il Muson Fiume, che da noi si chiama Sime. Sime è nient'altro che l'antico modo di dire fiume. C'è la coscienza che questo è stato sempre un fiume, a differenza dell'altro Muson, che è il Muson dei Sassi, che è un torrente. Si sente il rumore dell'acqua alle mie spalle, siamo a Porta Antonella, abbiamo detto corsi d'acqua con una loro storia. Qui facevano anche da confine, vero? Sì, il confine principale era proprio costituito dal Muson, il Muson Fiume naturalmente, che divideva il territorio di Padova da quello di Treviso. Il Muson era una ricchezza in pericolo, perché il torrente Muson dei Sassi confluiva nel fiume Muson a Campo Sampiero, in un volume d'acqua pauroso. I carraresi sono intervenuti per regolare a loro favore la portata del fiume e hanno scavato quel canale che oggi si chiama Tergolino e che in realtà si chiamò Musonello per almeno 100 anni. Insisto sul dire che sono stati i carraresi, perché si continua a dire che sono stati i veneziani nel 1485, ma non è vero. Non è vero, sono stati i carraresi. Sono stati i carraresi, il canale esisteva almeno un secolo prima e rientra nella strategia di difesa dei carraresi. La nascita del castello è legata a uno dei tre fiumi, il Vandura alle nostre spalle. Lì abbiamo il nostro castello. Quindi il Vandura è un fiume di risorgiva, acqua perenne e a quei tempi molta acqua e quindi un mezzo di difesa. Il Campo Sampiero, scelto questo piccolo dosso, hanno fatto tracciare tutta una canalizzazione tutto intorno al dosso. I due rami si uniscono a sud, dove il Campo Sampiero hanno eretto un grande mulino. Ecco, c'è ancora il salto dell'acqua, nient'altro. Ma è interessante che da quel punto il Vandura non è più fiume, diventa canale, perché scorre dritto in direzione nord-sud. Non è normale, non segue la pendenza del terreno. Quindi chi l'ha scavato? Ipotesi, i romani quando hanno costruito la via Aurelia da Padova ad Asolo. E questa, professoressa, è la doppia curva del Muson che parlavamo prima. Sì, il Muson compie qui stranamente una doppia curva. Prima una doppia curva proprio a angolo retto là e poi qui e riprende il corso. Quindi evidentemente qui c'è un intervento dell'uomo. Perché c'è un intervento dell'uomo? Noi sappiamo che Campo Sampiero ha avuto un mercato importante e un porto addirittura fino all'età carrarese. Il porto sorgeva in diocesi di Treviso, quindi necessariamente in questa zona. Quindi siamo sicuri che il porto sorgeva qui. Il porto di Campo Sampiero.
Naturalmente in una terra dove ci sono tanti corsi d'acqua nascono naturalmente molti mulini. Qui nel campo Sampierese ne sorgono parecchi. Partiamo sicuramente dal più antico, qui in centro a Campo San Piero, che viene chiamato così Salto d'acqua. È l'unica cosa che è rimasta. Comunque il mulino fu costruito dai Campo San Piero, questo è certo, ed è una delle grandi possibilità delle famiglie ricche, perché ci volevano molti soldi per costruire un mulino. Quello che passa qui è sempre il fiume Vandura, che fa da confine anche per quanto riguarda le diocesi, professoressa. Un confine molto antico, non si tocca naturalmente, quindi di là diocesi di Treviso, di qua diocesi di Padova, con una curiosità. Questa stradissola, che dovrebbe essere in diocesi di Padova, è in diocesi di Treviso. Unica eccezione, probabilmente perché qui c'erano i magazzini, le strade, le case legate alla grande casa che era qua. Campo San Piero è tutta speciale, vero? È unica e speciale. Sempre in movimento, scorre, passa lenta e arriva Maria Claudia a San Giorgio delle Perche. Già, esatto, in questa località che si chiama Torre di Burri. E proprio qui noi vediamo il nostro fiume Vandura, di là della strada invece scorre il Tergola e poco più avanti Ida. Invece abbiamo un'opera di ingegneria idraulica di altissimo livello. Abbiamo questi due fiumi che soprascavalcano invece il fiume Muson dei Sassi. Lungo le vie d'acqua naturalmente anche le vie ciclabili e pedonali. Esatto, quindi il Muson dei Sassi con il cammino di Sant'Antonio e poi invece questi fiumi, il Tergola e altri fiumi ancora che invece sono ciclopedonali. Siamo a Sant'Andrea di Campodarsego e questo è un antico borgo molitorio, vero signor Maurizio? Certo, allora nel 2005 quando abbiamo ripristinato la piazza abbiamo trovato come reperto questa macina ancora integra che penso risalga al 1800 circa, dove che attesta proprio che il mulino è sempre stato presente in questo sito, insomma. Lei Io sono titolare dell'ex mulino dal 1958. La nostra avventura termina a Villa del Conte con uno dei mulini ancora funzionanti al giorno d'oggi, un vero e proprio mugnaio. Dove erano appese le pale, si sente la forza dell'acqua, vero? Dove erano appese le pale? Allora le pale erano appese all'incirca 3 metri dal muro, erano molto un bel diametro, erano 3 divise da muretti perché ognuna aveva la sua forza d'acqua per far funzionare le varie mole o i vari cilindri, insomma, di quel tempo. Adesso lei mi diceva fa una mostra a Natale per i bambini, vediamo anche dei lavori comunque originali del tempo. L'intenzione è fare una piccola mostra invernale sotto Natale per i bambini, per le famiglie che verranno al mulino a visitare i vari presepi e i vari artisti portando qua il loro presepe, insomma, per rallegrare anche il sito, perché l'acqua è ridente, ma se ci sono i bimbi che danno gioia, il sito ne sorride di più. Entriamo un attimo per capire cos'è rimasto di questo mulino molto interessante, com'era la vita di un mugnaio. Entriamo. Nicola, qui ci troviamo dentro al mulino, l'atmosfera, i profumi sono veramente particolari. Questo era il vecchio mulino. Sì, allora, parlavo prima fuori delle ruote, le ruote erano posizionate sulla struttura, come vedete sulla cascata c'erano 3 muretti, 1, 2, 1, 3,
e ogni ruota prendeva una forza da una piccola chiavica che veniva azionata dal mugnaio di quel tempo. Questo è un progetto del 1874 di un mio trisavolo, il Menegildo, che portava perfino la trebbia al mulino. Quindi oltre che le macine che funzionavano per la farina e grano turco per la farina polenta, veniva anche posizionata una trebbia per trebbiare in automatico il frumento. Faccio notare che questo personaggio del 1860 è stato anche un revisore dei conti dello Stato italiano, perché con la legge del Quintino Sella della tassa del macinato praticamente questo ha lavorato anche per lo Stato italiano. Abbiamo visto i mulini, abbiamo parlato di acque, di storia, di antichi lavori. Abbiamo capito la ricchezza del campo sampierese, che non sta solo nel suo territorio, ma anche nell'intraprendenza e nel valore della sua brava gente. Con queste immagini vi diamo appuntamento ad un nuovo viaggio e ad una nuova avventura in questa terra autentica e dai 1000 volti.